C'è fasi noi newyorkesi in tune biele domani di sorelli da stat come voi. Somewhere there's music, how faint the tune. Somewhere there's heaven, how high the moon. Buondì, io sono Mary Jane, une furlane a New York. E voi us porti a Torseon per Manhattan per vi ho dicemut che la inzi giolt une biele giornate come queste. Io ho si alti fammi giri in bicicletta, che mi plastant. In DDV, muovisi in bici a New York è, tenendo conto che sia in una grande città, un evore sicuro e la miglior maniera di visitare la città. Voi o chiappi una dalle city bike disponibili in tanti spandis di tutta la città. Se o venisse a visitare New York, o potete schiappare su una anauli anche tanti turisti. Venite con me che us mostri la più bella ciclabile di tutta Manhattan. La Hudson River Greenway. Che dal fiume Hudson è la più lunga Greenway di Manhattan. E anche la pista ciclabile più doprade di tutti gli Stati Uniti, trafficata di e notte, ogni giornata dall'anno. A me mi piace partire dal suo ponte più a sud, a Battery Park, il park sulla ponte meridionale delle isole di Manhattan. Pedalant vers nord, o vedrete sempre le stramaci staiarbui la Freedom Tower, simbolo della città, costruita al puesto dalle Twin Towers, che è strumati dal 2001. La torre si svicina sempre di più, finché a un certo momento a mandrete o vedrete il World Trade Center in tutta la sua imponenza. Pedalanti in denanzi sintisi piccoli tant che formis. Un evore di emigranti furlans, dai primi anni 70, aveva partecipato alla costruzione delle Twin Towers, gli stores simulis. La costruzione di One World Trade Center, Investit, è stata affidata alla impresa Collavino International Contractors dall'Ontario, Canada, che i titolari sono originari di muri di Rovigne. Un bel orgoglio furlan, vedut che la Freedom Tower è il nuovo simbolo di New York. L'antindenante al miec da Gratteci si arriva finalmente al Hudson River Park, un dei parchi più doprati dai newyorkesi dal tempo libero. Di lungo il fiume è una striscia di park con tox di verde banchinis. Alle vielonvio di troppi persone che vengono qui, passa lontano dai palazzi e gioldi un po' di pace. I seem to find the happiness I see when we're out together, dance cheek to cheek. L'Hudson River Park è un evore lungo. Arriva fino a dret di Central Park, sulla 59esima strada. I'm in heaven. Intanto che si pedale, si chiati in tanti spielis robis, strutturis e architetturis modernis. Sulla ciampa dal park sono in teaghe una serie di piers o imbarcadors. Qualchidun di questi ha là des barci speadis, come la Frying Pan, che traduciuta sarebbe le padiele, che viot cas è un ristorante. Cheek to cheek. O la famosa Intrepid, una nave militare che come è diventata un museo. Sulla dretta Investit si vede il nuovo centro urbano di Hudson Yards. Se in te bande meridionali di Manhattan vivono i siors che i vers, man man che si va a nord delle isole si chiati in quartiers come Harlem, dove castagni newyorkesi di classe media. Dalla Greenway si vede proprio il paesaggio che cambia. Dove che arrivi in mancul bes di privas e vengono spindus anche mancul bes publis.
Man man che si va in denanta a pedalà però, si ne accorgisi anche di un altro cambiamento importante. Gli personis di lung derive dal flum a son mancul di besolis e poi in gruppo. Tesbieli sornadis di fat a chi alle plen di picnics, di grideladis e di fiestis di famè. A chi non sarà tante sioretat come te bande turistiche de citat, ma il spirit dalla comunità al chiappe il puest al business. Gli sgridelis a chiapping il puest ai computer e il valor de famè e dai amis al chiappe il puest al valor dai bes. Gli sonis manculsioris di New York non hanno tanti visitadors, perché non sono così spettacolari sti viodi, ma son che mi plasen di pui per lor veretat. Oh, allora, che americani di Mary Jane la vie, hai lade a torpar New York con la so biciclettute. Bielo no. E già noi in Friul però i simplens di percorsi ciclabi veramente biei, che vadin a torpar per tutta la regione, dalla Chiargne fin la Iuda Pit, fin tal mar. Per queste puntate di Che di Monte vi scognut scelgi e va che non va si finisce a Scluge, d'una che passa la ciclovie Alpe Adria. E sin qui, come dentro dalla stazione, un paio di quale che è proprio il tragitto, il percorso, no? Dalla ciclovia Alpe Adria, che partisce di Salzburg in Österreich, e avviene dopo tutta l'Austria, fa il valico chi a Tarvis, arriva via fin Scluse, e va giù dopo fin Cervignan a quelle è grado, si arriva proprio sul mare. Una bella pedalata, eh? Però, come che dicevi, noi si partì proprio di Scluge, d'una che dos fantati sono gruppi intraprendenti, ha mettuto ad un progetto veramente bene. Bene, allora si inchita alla stazione di Scluge con Elena e Rosa, Canus Contin. Cui sei e ci facevi qui? Buongiorno, sei Elena e sei cresciuta a Muec, quindi a 10 km di qui. Avevi un enone dalla Val Racolane. Quindi ci avevi fatto, avevi chiappato alla stazione, no? Per spiegare che cano sanno. Allora, qui erano le linee ferroviarie. L'ultimo treno è passato il 12 di luglio del 95. Dal 95 fino al 2008 qui è stato il deserto. Il deserto di Tartari. Sì, si era le caserme, quindi anche tutto l'indotto dalle caserme, le pizzerie, allora perfino le discoteche escluse. E quindi grande spopolamento dalla Val, sia dalla Val Racolane che qui dal Chianal d'Alfier. E dopo, non sai cui, è saltato fuori con questo progetto, che è un progetto Interreg della Comunità Europea, geniale, e plan alla tornata a far partire una piccola economia. Non sono una cooperativa, la grande fortuna è stata che la nostra cooperativa già dal 95 aveva domandato alle allora Ferrovie dello Stato di fittare la ex stazione ferroviaria a questo punto e quindi dopo plan si è arrivata a voi. Al punto di ristoro Esatto, della ciclovia Alpe Adria, esatto. che Lucchiatin chi dentro dalla stazione Esatto. proprio di Scluge, Nachisin. Un punto di accoglienza cicloturistica. Ma ascolta, è tante incapace per chi, no? Sì. Qualche curiosità, tu di contanus? Dici che tu vuoi passare il mondo, no? Quindi di piccolo paese che è spopolato, non le nu, escluse, ecco, d'estate, o comunque primavera-estate, torna a vivacizzarsi. E poi che venga a fare lezione, a bere il caffè qui come ciclista, poi sentire i nostri avventori che ti accari per Furlan in maniera colorata, colorita. I frutti di scuola tante volte vengono a fare i compiti qui, quindi è anche aula studio.
Perché è un paese dove tu puoi stare agli spazi perduti e tu puoi sentirti al centro, secondo me, rispetto a un frutto che si sente in un paese isolato dal mondo, ecco. Benon, dopo aver bevuto un buon caffè e mangiato una fette di torte appena fatte, io ho la bicicletta, mi sono mettuto in abbigliamento tecnico, per modo di dire, e con la mia proverbiale agilità ti sono montato in sella e gli hai fatto un tocco di ciclovia anche io. Buon fattazzo, allora io mi parecchi ben, ma ben c'è tante, perché qui alle rischio di golaio per i cres e anin. Da ora di me alle il Puin di Fier discluse, proprio il pondo una che il canale dal Fier, le più strette. E lì alle che il point lì, tipico proprio, uno dei ponti più particolari di tutta la ciclovia. Let's go back to town under all umbrellas and let's watch the crowd where the couples are rolling. A Malborghet, tal miec dalla Val Chianal, ande un pues di che non tu podis no conosci se tu ses di chi e che non tu podis no visità se tu ses forest. Casa Oberrichter. Tecnicamente le un albergut. No, Pepe, une botteghe di artigians dall'en. No, disin un negozio di giugatui. No, neanche. Un bar, une mostre di curiosità, un ristorante. Facin le curte, dai. Casa Oberrichter, le dutis kestis rubis insieme. Io sono restato estasiatico esposto dall'aria che si respira dai suoi ambienti, dall'energia e dalla creatività dai suoi proprietari. Marine, è architette, ma anche pittore. E sono le maestre di sci, ma anche marangon. Insomma, si mette in sotto e tacchino a metti ad un Casa Oberrichter per farle diventare un albergo, ma anche un ristorante e un bar, ma anche una bottega di marangon. Sì, perché l'on di Marina ama te con il len e tacca a fa giugatui di che di une volte, che faz con il len, che profumi in di vernisse e tic. E Marina? E Marina iu colore, iu pitture, e dà al son plis idee sei progetti per fabbricare giugatui di tutti i tipi. Pensate che la Inta Venkin, che questa qui, mi arriva dall'Australia, dal Canada, dall'America, da pardut. Non mi passa qui e gli oldi di tutto quel spettacolo che ha questa chiesa qui, con i suoi arredamenti e la sua struttura. E noi finite. I loro figli sono al che c'è, anche loro. Il più grande è un chiantante tenor che fa sempre il cogo. Non sa fa lui di mangiare, per noi come per tutti gli ospiti da chiesa, ma non usa chiantare noi però. E che lati invece? Che lati alle poete, romanzier, illustrador. Al di voi, dopo tanti anni e tante creatività, Casa Oberrichter è diventato un collettore di tradizioni, savors, peraulis, musichis e figuris che gli ospiti dalla struttura podinchiata in tutti i spazi in ogni canton esponus davanti al chiaminet che decora il salone principale. Se passai per qua, una fermata anche dome per un caffè, è una roba di fa assolutamente.